Bentrovati. Quest'isola affronta un argomento molto delicato. Tratta una storia di pedofilia che ha come protagonista un prete, Don Pietro Tosi. Il caso è diventato di dominio pubblico grazie ad un servizio del programma televisivo Le Iene, dopo che Eric Zattoni, un uomo di 33 anni, ha scritto la sua storia al programma di Mediaset per avere giustizia per sé e per sua madre. Una storia che fa rabbrividire per la mancanza di umanità e di carità cristiana di una parte della gerarchia ecclesiastica. Nel 1980 una ragazzina di 14 anni viene stuprata da un prete 54enne di una parrocchia di un piccolo paese del Ferrarese in cui lei vive. Questo orco, dopo l'abuso, ha poi impaurito la ragazza perché non rivelasse a nessuno quant'era accaduto, con la minaccia di sfrattare tutta la sua numerosa famiglia, i due genitori e ben 15 figli, dalla casa in cui risiedevano di proprietà della parrocchia. La ragazza ha mantenuto il segreto del suo dramma per 5 mesi, fino a quando, per un forte dolore di mal di pancia, è stata portata in ospedale, dove si è scoperto che era incinta. E così i familiari di Eric sono venuti a conoscenza del grave fatto. Protestarono invano contro la curia locale, ma si sono scontrate contro un muro di gomma e ricordano come il vescovo di Ferrara del tempo li invitò a tacere per non provocare un grave danno all'immagine della Chiesa. Il Vaticano inviò un suo emissario chiedendo ai suoi familiari di firmare un documento che smentiva il fatto in cambio della certezza di non venire frattati. Ma la famiglia non lo volle firmare, per cui nel 1986 vennero cacciati dalla casa di proprietà della parrocchia della curia ferrarese. Mentre Don Pietro, l'orco pedofilo, è rimasto altri 25 anni ad operare in quella parrocchia ancora a contatto con dei minori. Eric, ormai grandicello, seppe da sua mamma come avvenne l'abuso. Risponde la donna: Don Pietro mi ha portato con una scusa incanonica e nel suo studio mi ha trattenuto, mi ha abbassato il vestitino, poi ha fatto i suoi comodi. Quando Eric ha avuto modo di incontrare Don Pietro, questi lo mandò via in malo modo dicendogli: io non ho fatto niente, nella tua famiglia erano in tanti, chissà chi è stato tra loro a metterla incinta, insinuando un incesto. Ma Eric, ormai adulto, ha chiesto e ottenuto il test del DNA per Don Pietro, che ha approvato la paternità del prete. E solo 30 anni dopo lo stupro, dopo il servizio delle Iene e una sentenza che certificava che Don Pietro Tosi è il padre biologico di Eric, questo mostro ha scritto una lettera in cui finalmente ammette la sua colpa, definendo lo stupro di una 14enne uno sbandamento. E sempre dopo la sentenza il Vaticano si limitò a invitare Don Pietro a dare un appoggio al figlio, senza consigliare nulla per la madre abusata. Ma il farabutto ha continuato a fregarsene di tutto e di tutti, sostenendo che lui ha chiesto perdono a Dio ed è stato assolto, e per questo non deve nulla né al figlio né alla ragazza. Ma quello che fa più specie è la reazione dell'attuale vescovo di Ferrara, Luigi Negri. Durante la puntata che ha fatto emergere il caso, quando l'inviato delle Iene chiese al vescovo se sia giusto che un prete rimanga tale dopo un crimine del genere, Negri gli risponde: lei vuole insegnare alla Chiesa a fare la Chiesa? Certamente è giusto che rimanga prete se non ci sono ragioni sufficienti, e lo stupro non è sufficiente. Per il risarcimento non so chi si deve rivolgere, non a me, sono cose civili non ecclesiastiche. Continua sempre l'arcivescovo: la Chiesa nei confronti dei sacerdoti non si configura affatto come datore di lavoro, che interverrebbe nelle vicende di carattere giuridico, economico e civile, liberando in tal modo la sua curia da ogni risarcimento economico. Il vescovo di Ferrara, il giorno dopo la messa in onda del servizio, emise un comunicato in cui sottolineava che lui ha assunto da poco la gestione della curia ferrarese, per cui, visto che comunque pare sia una questione di tempo e che è accusato di essere responsabile di cose accadute oltre 30 anni fa, chiude con un'ironia indecente. Prosegue infatti Negri: al fine di evitare spiacevoli equivoci in futuro, affermo che non ho avuto nessuna parte nella dichiarazione della prima guerra mondiale, neppure della seconda, e certamente non mi sono inteso col presidente americano per lo sgancio della bomba atomica in Giappone. Su queste cose è meglio riferirsi ad altri. Io credo che questo vescovo, che fa un'ironia così oscena, così pesante, su uno stupro di una ragazzina 14enne, sia un vescovo bisognoso di cure. Il recente rapporto del Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia, diffuso recentemente a Ginevra, mette in luce proprio questi metodi che hanno spesso favorito e coperto questi scandali, di cui anche il Vaticano ne porta la colpa.
e quindi a Papa Francesco spetta un lavoro enorme per far rientrare quella parte della gerarchia ecclesiastica lontana dalle radici cristiane e quindi, come dice Don Luigi Ciotti, dall'intransigenza etica del Vangelo. Ci rivediamo giovedì prossimo.